Eccoci, bentrovati oggi con Don Bucolo e me. C'è Giulia Judice. Grazie Giulia per essere qui con noi, la sua storia la ascolteremo fra pochissimo, ma intanto Giulia noi iniziamo con un video. Cosa può sostenere una persona quando il dolore sembra togliere tutto? Nel buio della malattia, una donna ha scelto di aggrapparsi alla fede. Non solo con la forza di volontà, ma lasciandosi tenere viva da una gioia concreta, l'amore per le sue figlie. Una luce più forte della paura. Giulia, abbiamo voluto iniziare con questo video visto che ti ha un po' colpito, ti ha un po' commossa, perché la nostra trasmissione di oggi si intitola proprio così: le mie bambine sono la mia cura. Ma noi iniziamo da te bambina invece. Tu hai perso la mamma che avevi appena 6 anni. Come è successo e perché? Perché la tua storia proprio inizia da lì, no? Sì, esatto. La mia mamma aveva un tumore al seno ed è poi una storia che ha inciso nella mia di storia, perché se da un lato mi ha insegnato di prendersi cura di se stessi, di fare prevenzione e di studiare il proprio corpo, dall'altro mi ha insegnato un po' ad avere paura, perché ecco, la mia mamma è morta quando io avevo 6 anni e lei è morta di tumore al seno metastatico, quindi ricordo diciamo solo il periodo della sua malattia. Quindi degli ospedali, dei dottori che venivano a casa, della chemioterapia, della perdita dei capelli. Quindi quando l'hanno diagnosticata a me è stato un po' rivivere tutto questo. Ho detto non ci credo, è arrivato pure il mio momento. E visto che lei è morta con il tumore al seno, ho pensato morirò anch'io col tumore al seno. Quindi diciamo che è stato un po' un bene e un male, perché ecco, ho fatto prevenzione, forse è la cosa che poi mi ha salvata, perché mi sono presa cura di me, visto la mia storia, e mi sono sempre controllata. Ho scoperto di avere questo noduletto al seno che all'inizio in realtà era benigno, ad aprile del 2021, che poi invece col tempo, visto che sono rimasta incinta a luglio, quindi dopo 2 mesi averlo controllato, sicuramente con gli ormoni, insomma in subbuglio il noduletto si è modificato, nonostante mi era stato detto di poter stare tranquilla e ricontrollarlo dopo la nascita della bimba, che sarebbe stata poi a maggio del 2022. Io l'ho rifatto controllare a dicembre del 2021 e mi è stato detto, ecco, che si era modificato ed era il caso di operare di conseguenza. Quindi poi sono arrivata qui all'ospedale di Catania al Cannizzaro, dove mi è stata fatta una biopsia e mi è stato diagnosticato il tumore. Si inizia una trafila di cose da fare, di ospedali, di analisi del sangue, di visite mediche, specialistiche che non si immagina. Avendo già una bimba di 3 anni a casa, per me è stato veramente pesante, perché lei mi vedeva uscire da casa. Ho fatto più operazioni, una a gennaio, una a febbraio, perché si sono resi conto che il tumore si era ramificato e quindi si doveva procedere proprio a togliere l'intera mammella. E quindi lasciavo, mi ricordo questa piccolina che dicevo: ma perché mamma te ne vai per così tanto tempo? Però viene la forza proprio perché, insomma, sai che stai lottando anche per lei e per la bimba che aveva in grembo. Esatto, perché io ero al 7° mese di gravidanza per la seconda operazione e quindi avevo questo pancino che mi cresceva
Ricordo dopo le operazioni che prima di mettermi dall'ospedale mi facevano l'ecografia, e ricordo questa ecografia, il visino di Nina che sorrideva, infatti poi il dottore stampò questa Stiamo foto. vedendo, guarda, questa è una bellissima foto di te con la tua primogenita, tuo marito che bacia il tuo pancione, un momento felice di famiglia. Esattamente, nel pancino c'era Nina, e ricordo proprio il viso che sorrideva come per dirmi vai mamma, ce la facciamo, ce la faremo insieme. Insieme, sì, mi ha sempre fatto compagnia anche prima delle operazioni, questo pancino che si muoveva, subito dopo quando mi svegliavo c'era il mio primo pensiero, e saperla lì che si muoveva mi dava la forza anche a me di dire vai che devi portare a termine quello che devi fare. Infatti poi a marzo lei è nata all'8° mese, a maggio ho iniziato la chemioterapia. Ovviamente con la chemioterapia anche lì si inizia un periodo difficile fisicamente, perché il mio corpo è già stremato dalle 3 operazioni di gennaio, febbraio e marzo, in più la chemioterapia è stato pesante, una bimba appena nata, quindi quello che è tutto avere una bimba appena nata, non dormire la notte, avere insomma il pensiero di lei. E qui ci sono le tue bambine. Sì, adesso più grandi, e quindi è stato pesante perché mi sono resa conto lì col malessere fisico che non basta solo la forza di volontà per andare avanti, perché quando poi stai male fisicamente non hai le forze proprio per alzarti, aprire gli occhi, perché mi faceva male la testa fortissimo, non riuscivo. Là mi sono resa conto che hai bisogno di più, che sia la fede, che sia il mio angelo custode, che è la mia mamma, che le mie preghiere erano rivolte a lei, che mi aiutava e mi dava la forza. Questo è stato sicuramente poi un aiuto, anche perché tutto il mondo continua ad andare avanti, quindi anche le persone che a te stanno vicine continuano ad avere la loro vita, e quindi ti devi affidare a te, alle tue forze, a quello che riesci a fare nel tuo piccolo. Ho finito la chemioterapia che era a novembre, adesso sono passati 3 anni, mi sembra ieri che ho finito di farla, e in tutto questo le mie figlie poi sono stata veramente la mia cura, perché mi davano la forza di vedere anche il bello nella malattia, perché la grande mi ha rasato i capelli e si divertiva, giocava, e quindi ho visto il buffo anche di togliermi questi capelli, di non averne più. Lei mi diceva mamma, ma sei buffa senza capelli, quindi il bello anche di questo, l'ingenuità dei bimbi che non ti fa vivere. Loro mi guardavano come la loro mamma, appunto, senza una mamma malata, senza una mamma che sta male. Io ero la loro mamma, e quello che veniva, insomma, se quel giorno magari riuscivo a giocare con loro, l'altro no, però loro, l'importante è che ero là, non gli interessava poi. Quindi anche il bello della malattia, loro sono stati veramente la mia cura senza sapere di esserlo. Sì. Don Bucolo, le bambine, la cura di Giulia, questa fede, questo sentirsi sola senza mamma, e sappiamo quanto le ragazze giovani che aspettano un bimbo, una bimba, insomma, spesso fanno affidamento, comunque contano sull'aiuto di un genitore, della mamma in particolare, però nel buio della malattia questa forza di vita che viene dalle bambine. Dalle bambine, esatto. Io vedo in Giulia una storia incredibile, perché in fondo quello che ha vissuto da bambina lo ha rivissuto da madre. Come una sorta di film in cui si ripete la scena, ma ha cambiato il ruolo. E giustamente dinanzi a questa situazione uno potrebbe dire ma di nuovo, ma ancora, cioè potrebbe percepire la sua storia come una sorta, usa una parola forte, dannazione, no? Mannaggia, ma ancora una volta. Invece Giulia, abbiamo la testimonianza di colei che ha vissuto la prima scena, nella seconda scena ha assunto un ruolo di fede.
tant'è vero le ha detto: se io riesco ad affrontare quanto ho vissuto, quanto vivo, non è la forza della mia volontà, perché per quanto si può essere forti, si può essere tenaci, siamo deboli, siamo fragili. In quel momento ho sperimentato la forza della fede e poi anche la cosa bella che ha detto, sentire mia mamma come un angelo custode. Quindi vediamo come una storia assurda, perché è una storia assurda, una storia che sa dell'incredibile, lo ripeto, stranamente diventa una storia di fede. E poi è bello il fatto, anche il titolo di questa puntata, come le bambine diventano la mia cura. Quindi notiamo qui una novità in cui è vero che la madre è colei che si prende cura dei propri cuccioli, delle proprie figlie, ma anche è vero che c'è una sorta di reciprocità, perché sappiamo i bambini inconsapevolmente, perché sono piccoli, sono molto piccoli, danno quella carica di vita, quella carica di lotta e sicuramente io credo, perché credo nella forza della medicina, sicuramente la medicina ha aiutato lei ad affrontare, ma c'è anche un'altra medicina, che è il fatto che quelle bambine, quella relazione di amore l'ha aiutata ad andare avanti. Quindi è una medicina che tocca la persona nella sua profondità, nel suo cuore. Quindi non voglio essere azzardato, ma sono certo che la presenza delle figlie l'ha veramente curata e gli ha dato la forza di reagire e di avere qui a testimoniare la grandezza della famiglia, ma anche la forza della fede, e questo è straordinario. La forza della fede, dello spirito, e poi questo non abbandonarsi allo sconforto, questa voglia di vita che si rispecchia nelle bambine, ma che ti dà forza per andare avanti. E quindi è vero che le bambine sono state la sua cura e lo sono tuttora, perché continua chiaramente questa vita di gioia assieme a loro. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi continueremo a parlare con Giulia. Eccoci, stiamo ascoltando la storia di Giulia, rimasta orfana a 6 anni, perde la mamma per un tumore al seno. A sua volta, quando lei era giovanissima, avevi quanti anni, Giulia? 29. 29 anni, scopre anche lei di avere un tumore al seno, aveva una bambina piccola, sua primogenita, e lei un po' rivive questa storia, dice: ma io da bambina ricordo mia madre stare male a letto con i medici che andavano e venivano da casa, adesso sono io che sto vivendo la stessa situazione. E quindi hai avuto anche paura di non farcela, paura di morire, di lasciare questa bambina, ma al contempo Giulia stava aspettando la sua seconda bambina, era incinta, e quindi è stato un momento veramente difficilissimo. Da un lato c'era una vita che nasceva o che doveva nascere, dall'altro una vita che si temeva di poter perdere. E tu mi hai detto fuori dai microfoni: io avevo paura, mia figlia aveva 6 anni ed io ancora non ero proprio uscita dalla mia situazione, ancora mi stavo curando, eccetera, avevo paura che veramente si ripetesse la storia e che potessi lasciare questa bambina di 6 anni. Adesso la tua bambina invece ne ha 7 e tu mi hai detto adesso che lei ne ha 7, io sono felice, perché ho paura che loro possano, se io dovessi morire, possano non ricordarsi di me. È la paura più grande che un genitore può avere, Don Bucolo, che i figli possano non ricordare la mamma, il papà, Esatto. questi legami che... Ma perché il legame col genitore, con la mamma e il papà, è un legame fondamentale, perché lì ci sono le nostre origini, lì c'è l'amore, lì c'è il nostro nido, lì c'è il luogo in cui una persona acquista la sua identità, acquista la sua personalità. Quindi il fatto che Giulia giustamente afferma questo è perché lo ha vissuto, perché io sono sempre convinto che sa capire, sa percepire, si mette nei panni degli altri chi ha già vissuto nella sua carne. Quindi in Giulia c'è questa sensibilità straordinaria, perché c'è passata, perché sa che significa, perché sa che cosa
lo ha toccato nel suo cuore e quindi lo percepisce nelle relazioni delle bambine, che tra l'altro poco fa lo diceva, queste bambine mi tagliavano i capelli e quasi quasi giustamente diventava un gioco, perché in effetti è così. La relazione madre-figlia in questo caso è una relazione anche di gioia, di scherzo, anche di prendere le cose non con leggerezza. Qui non si tratta di leggerezza o superficialità, qui si tratta di prendere le cose e di vivere il momento attuale con grande intensità. A volte, io penso, prendere troppo seriamente la vita, nel senso di vittimismo, di persona che perdi, questo non fa bene. Quindi questa relazione gioviale, gioiosa, di gioco, aiutava sia lei che le sue figlie ad affrontare un momento che chiaramente non può non essere tragico, ma l'hanno affrontato con grande forza e grande gioia. Hai avuto paura di non farcela? Sì, ho avuto paura di non farcela. Quando tua figlia aveva 6 anni, Sì. adesso ne ha 7. E io ti ho detto è un anno di conquista già, perché sì, per me lo è. Quando quest'anno io l'ho iniziato la prima elementare, abbiamo fatto il sorteggio per andare a scuola e io là pensavo a mia mamma. Ho pensato a lei e dicevo, io sono qui e sono fortunata perché riesco a vederla, riesco ad esserci in questo momento delicato, che sia poi l'inizio della prima elementare, ma io ricordo di aver iniziato la prima elementare e dopo neanche un mesetto essere mancata per 15 giorni. Ricordo il mio ingresso a scuola e la maestra che dice accogliamo Giulia perché non c'è stata per tutti questi giorni perché la sua mamma non c'è più. E questa cosa ovviamente è proprio impressa nella mia mente, ricordo proprio il giorno, ricordo di essermi alzata da questa sedia, quindi quando ho pensato a mia figlia Iole che iniziava la prima elementare, siamo andate insieme a scegliere lo zaino, le piccole cose che si fanno per la prima elementare, gliel'ho proprio detto, gli ho detto Iole siamo fortunate perché siamo insieme, lo stiamo facendo insieme, come quello magari la recita di Natale, sono delle cose che io mi sento di essere fortunata perché durante il mio periodo di malattia ovviamente ho conosciuto tante persone che non ce l'hanno fatta, che con me abbiamo lottato insieme per diversi tumori e non ce l'hanno fatta e quindi io sono fortunata, io mi rendo conto di essere fortunata perché non lo so perché, se c'è un motivo, però sono felice, non mi sono mai chiesta perché a me. Che in realtà mi sono sempre detto, una volta un giorno facevo chemioterapia e non trovavano i cerotti e a un certo punto mi hanno preso quello per i bimbi, tutto disegnato e mi hanno detto questo lo usiamo per quando vengono i bimbi e io là ho pensato, ma mi chiedo perché a me, ma perché ai bimbi? Lì è un dolore immenso, dico sì è vero sono giovane, sono mamma per carità, però sono più grande, ce la posso fare ad affrontarlo, ci sono bimbi veramente anche appena nati che devono affrontare queste cose, quindi in realtà ho detto forse a me perché ho abbastanza forza per poterlo fare, quindi in realtà sono cose che non dovrebbero capitare e basta. Certo, Ma questo è. Ma che relazione si crea fra persone che stanno vivendo lo stesso dramma? Tu eri giovanissima, sì. Probabilmente eri a contatto con donne anche più grandi, ti sì. vedevano incinta, così giovane, che dovevi affrontare questo tipo di malattia. Sì. Ecco, c'è dell'umanità oppure ci si rinchiude un po' tutti nella propria storia e non si creano queste relazioni? No, in realtà si creano con tutte le persone, le ragazze con cui sono stata in stanza, ci sentiamo tuttora, perché a parte ovviamente la mia storia, magari il fatto che io fossi incinta ha un po' creato scalpore tra tutti quelli che erano nel reparto in quel momento, però poi sì, umanamente parlando, cioè non si può, ma anche io sono rimasta in contatto anche con gente grande che ha avuto il tumore al seno, con cui mi sono ritrovata in stanza, ma in ogni caso andiamo incontro tutti alla stessa cosa, quindi in realtà c'è chi magari fa la radio, c'è chi fa la chemio, ma in realtà siamo là, poi tutti andiamo incontro a quello, quindi no, si sta molto vicini. Don Mucolo, si apprezza di più la vita quando si è temuto di perderla seriamente?
O la fede aiuta anche in questo? Allora, sia l'uno che l'altro, ma chiaramente la fede dà un plus nel modo di affrontare, e lei lo dice, lo manifesta e lo si vede come ne parla. È anche bellissimo quando dice il discorso della prossimità con le persone con cui condivideva la sofferenza, no? Perché in genere si pensa che la sofferenza isola. Può anche capitare, no? Perché a volte uno è così arrabbiato, è così chiuso in se stesso, per cui non gli interessa di niente, di nulla e degli altri. Invece qua Giulia ci racconta che accanto a sé c'erano altre persone, chi più grande, chi più giovane, tutti ad affrontare la propria malattia. Giustamente lei aveva la novità di una donna che lotta 2 volte per la vita, per la sua vita e per la vita nel grembo, no? Quindi una storia tosta, una storia anche, se vuoi, sorprendente, no? Perché qui vale non solo la sua vita, ma la vita che porta nel grembo. E quindi questa lottare per la doppia vita si vede la testimonianza di una donna madre che utilizza tutte le sue potenzialità, tutte le sue risorse che chiaramente hanno fonte nella fede, nell'affrontare tutto questo. Quindi la fede è come si aiuta, è come si dà anche la possibilità ad affrontare quella domanda che diceva perché? Perché ci può stare attenzione, non è perché uno ha fede allora non si domanda il perché, solo che in questo caso il suo perché è un perché che magari non ha risposta. Giustamente Giulia prova a dare delle risposte, ma rimane sempre un mistero. In ogni caso questo perché l'ho messo nelle mani di Dio. Io, Signore, non so dare motivazione, nessuno me lo dà, ma tu avrai un progetto, io mi fido di te e porto avanti questa storia. Comunque vada, sono nelle tue mani. E quindi questo ci mostra come avere fede non significa avere certezza, non significa avere risposte. Avere fede significa abbandonarsi e comprendere che lì c'è la presenza di Dio che la conduce. La presenza di Dio è anche la presenza della mamma, perché esatto, pur essendo morta quando lei era ragazzina, lei continua a sentirsela vicina, continua, e quindi c'è quest'unione, la famosa chiesa... Comunione dei Santi, la chiamo la comunione dei Santi, no? Che fa parte del credo, in cui i santi non sono soltanto coloro che sono sugli altari, ma i santi sono tutti battezzati, quindi è chiaro, si sperimenta la comunione che dall'alto la mamma intercede per il bene della figlia e per il bene anche delle nipotine. E questo è straordinario. La relazione, cioè la morte non annulla le relazioni, non le cancella, non le annienta, ma c'è quell'amore che ci porta a sperimentare che chi sta dall'altra parte lo sentiamo vicino, a maggior ragione in questi momenti di sofferenza. Quindi ecco, ci si rivolge ai santi, ci si rivolge a Dio, ma ci si può rivolgere anche a un defunto, a una persona cara che si è persa, perché esatto, con la fede ci porta alla certezza che quella persona sì è morta fisicamente, ma è viva e quindi è accanto. Esatto, anche perché Giulia giustamente la sente nel cuore, a maggior ragione, avendo perso la mamma a 6 anni, è normale che la mamma sua gli vive dentro e gli vive fortemente. Giulia, ti accompagna questa mamma dal cielo? Certo. Tu ne sei certa? Ma certo, ne e sono quindi sicura, sì. La tua storia comunque è significativa anche per lanciare un messaggio a tutte le giovani, perché purtroppo sappiamo che il tumore al seno sta colpendo sempre più spesso ragazze giovani. Sì, sì. E quindi i controlli, Giulia è stata molto brava, perché ad aprile abbiamo capito anche la tempistica, ad aprile le avevano detto di stare tranquilla, sì, e che se ne sarebbe parlato poi per un ulteriore controllo dopo diversi mesi. In realtà tu dopo 2 mesi hai voluto ricontrollare, sì, e hai fatto bene, sì, perché nel giro di 2 mesi questo nodulo si era già trasformato. Sì, 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 assolutamente. Chiaramente Giulia ha fatto questo perché avendo una storia di familiarità, ecco, sì, non vogliamo lanciare adesso, no, non vogliamo essere troppo allarmiste, per cui facciamo preoccupare tutte le donne che hanno un nodulo, giusto, per cui ecco, questo no, però l'attenzione, soprattutto se si sa che si è soggetti a rischio così
vengono definite le donne che hanno una familiarità, se hanno perso la mamma, le sorelle, zie, insomma, ecco, sappiamo che lì ci vuole una maggiore attenzione e Giulia lo ha fatto. Sì. E questo è stato veramente molto 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 importante. Assolutamente sì. Adesso faccio i soliti controlli, quelli di routine. Fino alla settimana scorsa ho fatto la PET, quindi faccio i soliti controlli, però cioè, quando si entra nel mondo, in questo mondo, ci si rende conto che non esci più, anche perché sì, io l'ho sconfitto, ma no, mica per sempre. Quindi entri in un mondo in cui invece dici mi godo la vita, mi godo quello che viene, apprezzo veramente le piccole cose che, come dicevi tu prima e gli chiedevi, ma nel momento in cui tu non hai una malattia te ne rendi realmente conto? Secondo me no. Perché nel momento in cui tu invece ti ammali ti rendi conto che puoi morire anche domani. È vero, tutti sappiamo che possiamo morire davvero domani, però nel momento in cui hai la malattia hai una visione più ampia, dici veramente mi possono dire domani che ho qualcosa e che ho un mese di vita, cioè veramente lo possono dire, non è una cosa che magari può succedere. La tocchi più con mano e quindi poi ti godi le piccole cose, ogni giorno è una conquista, ma veramente, però... Ogni giorno è una conquista. Sì. Grazie Giulia. Don Bucolo, come possiamo concludere? C'è un salmo che dice: Signore, insegnami a contare i giorni e avrò la sapienza, perché la vera saggezza di vita è quello di contare i giorni, nel senso vivere oggi, perché nessuno di noi può contare i giorni. L'unico giorno che noi possediamo è oggi, ed è oggi che ciascuno di noi è chiamato a goderlo, ma a dare il massimo di se stessi, perché poi cose che dà gioia sono quello di amare e di essere amati. Ed è chiaro, Giulia nella sua storia sperimenta continuamente, ed è quello che dà forza, l'amore per le figlie, ma anche l'essere amato dal marito, dalle figlie e dalla mamma che è in cielo. Sicuramente continua col suo amore materno a non abbandonarla mai, e questa è la sua forza e questo è il gusto vero della sua vita. Grazie Don Bucolo, grazie a Giulia per questa tua bellissima testimonianza e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.